Questo programma vi è offerto da Azienda Agricola Ortofrutticoltura Tonelli Danilo. Buondì a tutti e benvenuti in ascolto della nostra trasmissione Il Campanile della Domenica, che nos viene ogni domenica a Tor in qualche paese furlan per conoscere un po' di più appunto le realtà di questo paese. Mi chiate a Precenico, Presinins, dicono i suoi abitanti, no? Che è un comune se furlane proprio sull'Ocean che si sta manco la io pal filun che arriva a Legnanche non la statale. Naturalmente oggi ci la rendi cognosi al di pui come ogni domenica di chiste comune. Intanto sono col sindaco con Andrea De Nicolò che naturalmente mi fa splase velu d'ogni anche perché in là la voi ho chiati un lavoro di sindaci giovani, signor sindaco, che mi fa un lavoro di piacere. Allora Andrea, buondì, intanto non vengoste di sei presenza qui e naturalmente il sindaco ha di portare il saluto e danno scusi le prime nozioni su chi comune. Buondì a tutti e benvenuti a Presinins. Intanto è un piacere per noi, come Telefriuli, anche perché la comunità per le comunità di Presinensi è le prime volte che abbiamo fatto il campanile della domenica e quindi è un orgoglio anche perché l'organizzazione è stata laboriosa ma si rende fanno belle puntate web per favore di un spaccato della nostra comunità a che magari Presinensi lo conoscono più che altri come paesi di passaggio per la Lignan o portano a casa le sere dopo una giornata di mare. Benissimo, e si da qua già da questa trasmissione che Presinins alle un evore più importante che si pensi, proprio anche storicamente, sono dei fatti particolari che non sono succeduti in altri comuni, ma allora in plan planca a Viodio e a, come dire, a capire miglior le nostre trasmissioni. Allora, signor Sindaco, una roba che dicevi che mi è lampare a colpo tal chiave, dunque, ho vinto le statali, almeno anche mo statali, Udin Lignanche, e va un po' fur per Cenins. Ma però mi pare che poi di qualche don alla placer venire per scorciatoie, disegno così, e naturalmente da chi scas per Cenins non è proprio tagliato fuori, ma anche mo in che ha gusto di passare per qui e che fa svivi un po' il paese. Ma sicuramente le storie che vi hanno, no? E veve sul suo passaggio i comuni di Palasul, ma anche di Presinins, perché tangentalmente all'era anche Presinins tocchiato, perché il storico passaggio di anni non era esattamente quello dell'estatale, quindi all'era un po' deviato anche sulle nostre comunità. E in che volte, insomma, dall'epoca dei Romans, noi vin i primi requarts storici che sono alla comunità, e successivamente, che è la storia più importante, è che dei cavalieri teutonici e della comende di Presinins, cui conti di Gurizia, ma lì quasi in età contemporanea. No, si blocca qui perché i cavalieri teutonici, e allora io approfondì come che al diceva il sindaco, tenesse trasmissione che è un momento importante della storia di Presinins, e sono appena passati da ordine che io mi sposterei, possono spostarsi, sì, possono spostarsi, no? I domandi al nostro Camera, a Paolo, la sono che i cavalieri. Intanto io ringrazio di sei vistus, come che ieri una volta i cavalieri teutonici, allora Alessio e Gabriele, la sono? E sono qua, allora io mi metto a qua, rivino a Chiapanusca, sì no? Sì, io rivengo. Allora Alessio, sì. Cavalieri teutonici, intanto hanno vissuto come i cavalieri, se tu sai c'è che voleva dire i cavalieri teutonici sta che gli là? Allora un... no? No, ieri, no, ma sì, ma non importa, Gabriele, no, vuol dire, i cavalieri teutonici, vengono in davanti a parlare, andiamo in davanti perché non arrivano ad ora, viotto.
non arrivano ad ora chiappa ben, perché non possono muovere più di quel tanto le telecamere, i cavalieri autonomici ieri, che sorte di associazione, di un ordine religioso, rinfraris, ma combattenti. Sono stati anche militari. Sì. Ma però una roba importante, cos'hai? Presinings all'ere, come dire, un paese, stat, e schiampavi anche i delinquenti ogni tanto, tu schiampavi di sgrifis di Vignesi o qualche don, e arrivavano a Presinings e che non potevi intogliare, perché Presinings era una tiara là che nessuno poteva entrare, se no naturalmente sotto il potere di chi cavalieri autonomi. Dunque una roba importante con la ring magari a cognosi. era un piccolo feudo del conte di Gorizia che è stato ceduto ai cavalieri teutonici. Ecco. Benissimo allora, dite che roba che signor Sindic non potresti impartire con le nostre fantacine, noi la Bettina che non scorre a Tor e va ai chiantoni, la che non può arrivare con la telecamera e le vi mandate là, le vi mandate su stelle. No, non vado, ho paura io. No, per paura, tanto sei sicuro, lì che ti tendura in casa. Allora, come si vede un momentino chi sta filmata, appunto, che Bettina non presente, sul flum stelle. Via col filmato. Lo segnale. Se ti lasci soffiare da un respiro d'estate che ti muove i capelli, senti il giorno passare come un giorno qualunque che muore, come muore il dolore. Grazie Dario, quest'oggi do il benvenuto ai telespettatori dalla barca, bellissimo, sto facendo una gita insieme a Mario Commisso, ex presidente del Canoa Club. Siamo sullo Stella, che fiume è lo Stella? Ma inizio con una piccola battuta perché il fiume Stella è la più bella realtà del Friuli, il più bel fiume del Friuli, no? E comunque il fiume Stella è molto, molto particolare rispetto agli altri fiumi perché è un fiume che le sue acque sono di risorgiva, è una delle particolarità del fiume Stella, gli altri fiumi non ce li hanno praticamente. Altra particolarità è che tutte le acque del fiume Stella sono temperatura costante, quindi sia dall'inizio che verso la fine, no? Cosa vuol dire di risorgiva? Praticamente parlando un po' della struttura fisica del terreno, abbiamo che fino a Medio Friuli, nella zona Codroipo-Palmanova, lungo la linea circa della Napoleonica, ci sono dei terreni praticamente ghiaiosi, sabbiosi, no? Mentre a sud della strada napoleonica cominciano i terreni argillosi, quindi tutte le acque che scendono dalla montagna per scorrimento alla fin fine trovano questi terreni impermeabili e nella zona che include gran parte il territorio di Flambro, sono le famose l'area delle risorgive, praticamente l'acqua, trovando il terreno impermeabile, sorge dal terreno, no? Quindi tutta quella zona lì di Flambro e Sterpa poi vicino, siamo nel comune di Talmassons e Bertiolo, e praticamente generano questa particolarità cosiddette olis in Furlan, no? Ma che profondità ha il fiume Stella o qui dove noi ci troviamo? Beh, qua da noi ci sono profondità che vanno dai 4 anche ai 7 metri in qualche zona, no? Mediamente comunque dai 4 ai 5 metri, dipende poi anche dalle maree della giornata, quindi si alza e si abbassa anche di oltre di 1 metro il livello dell'acqua, no? E che fauna c'è? Quindi ci sono dei pesci particolari? Sì, ci sono pesci di acqua dolce che possiamo ammirarli nell'acquario di Aris, dalluccio, i cavedani, le sgardole, le tinche, le carpe, anguille, tutta la
la specie di pesce ittica delle acque dolci praticamente. Quindi si viene anche a pescare? Si viene anche a pescare, una volta c'era qualcuno che lo faceva anche di professione, ora non più, se non nella parte bassa della zona del fiume Stella, ma ormai sono solamente gli sportivi che vanno così, pescano e comunque poi rilasciano anche il pescato. Beh, abbiamo infatti un pescatore di professione che sta conducendo la nostra barca, che è Remo Anastasia, che ringraziamo per condurci in questa bella gita. Ecco, e quindi allora, è percorribile questo tratto chiaramente sia con la barca ma anche con la canoa, perché se lei è ex presidente del Canoa Club. Sì, certamente il fiume Stella è percorribile, io dividerei il fiume Stella in più parti, no? Praticamente c'è tutta la zona delle risorgive fino ad Aris che è percorribile e navigabile con certi tipi di imbarcazione, vale a dire le canoe, di cui ho avuto l'onore di fare il presidente anni fa, con le barche tipicamente del fiume a fondo piatto, i batelis con il sbordon di cui si parlava anche prima, no? Sui pali che spingono. Adesso comunque inizia la navigabilità nella zona di Sterpo, nella località di Sterpo, e man mano si scende verso Aris, Flambruzzo, Aris, e poi da Aris andiamo Pocenia, Rivarotta, per arrivare qua a Precenico, Palazzolo fino alla laguna. Praticamente è un tragitto che mediamente dai circa 45 km, ecco, da Sterpo fino alla laguna. Benissimo, allora abbiamo conosciuto brevemente il fiume Stella, noi continuiamo la nostra bellissima gita, ma ripasso la linea a te, Dario. Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Ottica Battistuta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stella in via Nazionale 45. Ottica Battistuta Elena, l'ottica conveniente. Azienda agricola Zaglia, dal 1970, produzione di vini bianchi, rossi e rosati classici del Friuli. Agriturismo e saletta degustazione vini per scoprire tutto il gusto della tradizione. Un'accoglienza esclusiva per rendere ogni evento perfetto. Ci trovate a Precenico, tra i fiumi Stella e Tagliamento. Car Audio, specialisti nei servizi audio per auto, ma anche telefonia mobile, vendita e riparazione di elettrodomestici, TV e antenne TV. Ci trovi a Muzzana del Turniano, in via Palazzolo 54. Car Audio, da 30 anni il tuo negozio di fiducia. Albo Serramenti, da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti anti-intrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Zanutta, da 50 anni, nel mondo dell'edilizia e della casa. Materiali per costruzioni, ferramenta, idraulica, ceramiche, arredo casa. Prodotti e design di qualità. Da oggi anche rimeditore autorizzato Scavolini, a Cervignano del Friuli. Zanutta, una casa da vivere.
Ecco là che ho soimitut talmiez dai cavalieri teutonici che ho chiacchierato prima, come magari in tune scenute poi biele, io vedendoci insieme, e che io so con Ivana Battaglia, che è stata ormai in pensione, si può dire, se le coordinatrici insomma di biblioteche di Basse Furlane, dunque è una che ha lavorato un lavoro sui libri, se che conosce un lavoro ben la storia, no dome di Precinins, ma c'è che non si interessa a noi come a lei capial, come già avuto in mente prima i cavalieri teutonici, Ivana, che a Precinins per secoli hanno avuto una dominazione particolare. Certo, 400 anni è durato il dominio dei cavalieri teutonici sul nostro paese, dal 1210 grosso modo fino al 1623, quando sono stati sostituiti dai gesuiti. Quindi voi dovete immaginare un feudo in condizioni anche ambientali molto difficili, perché qui c'è lo Stella, il tagliamento che esondava costantemente, poi verso la laguna molte paludi. Quello che ci legava al mondo era questo fiume che sta qui di fronte a noi, che non a caso è il fiume che ha visto i passi della bambina più vecchia del Friuli, la bambina di Piancada, a dire che questo fiume è sempre stato un elemento catalizzante di vita. Ecco, i teutonici, li vedete, io sono antica, non sono ancora teutonica come loro, sono, l'hanno detto, dei monaci guerrieri che devono pregare, combattere e soprattutto combattere. Sono stati fondati a San Giovanni d'Acri in Palestina per dare cura, assistenza ai crociati tedeschi, come dice il loro. Poi chiaramente avevano bisogno di risorse per alimentare un esercito che era pesante, fatto di cavalli, per cui il patriarca e il conte di Gorizia, che era il sovrano di questo territorio, ha dato questo grande feudo come rendita a questi cavalieri, che di fatto hanno abitato non molto, loro la utilizzavano come rendita, ma però qui in questa zona dietro le mie spalle avevano posto fin dal Medioevo il loro castello, era la parte dominicale, e questa tradizione si è tramandata tutto sommato fino ad oggi, tant'è che qui ci sono ancora le vestigia di un'antica torre che faceva parte dell'antico castello dei cavalieri teutonici. Quindi voi dovete immaginare un paese che per tantissimi, per 550 anni è quasi addormentato in un tempo storico quasi che si rapprende, sospeso, in un medioevo lunghissimo che poi viene interrotto a un certo punto in modo molto molto brusco e molto pesante. Fin quando è arrivato un sirian, c'è avuto un sirian a Precinins, è arrivato un sirian che l'ha comprato, mi pare, il paese, che ci ha fatto. Ecco, è quello che ha portato in modo molto brusco e anche molto violento, i cambiamenti non sempre sono morbidi, Prezzenico alla luce, se vogliamo, della storia. Era il grandoganiere d'Egitto, quindi ricchissimo, arriva a Trieste, in una Trieste di fine Settecento, in piena espansione anche economica, ha molte attività economiche, fa un mucchio di soldi, poi gli affari gli vanno alcuni bene, alcuni male, compra molti immobili, tra cui sarà poi il proprietario del Teatro Nuovo, che oggi il Teatro Verdi ed è suo, di Trieste, è un'operazione del Cassis Faraone. Poi diversifica le sue iniziative economiche e quindi compra terra qui a Monastero d'Aquileia, riesce ad avere un fondo di 5.500 campi friulani, che è in assoluto il più grande di tutta la bassa friulana, solo Mocenigo al Visopoli ce l'aveva più grande. A questo punto lui ha un rapporto speculativo con Prezzenico, questa terra gli deve rendere, a differenza dei teutonici e dei gesuiti, perché deve mantenere questo castello economico che è fatto anche un po' di virtuale e un po' reale, e quindi come dire, vincolato anche dall'impero asburgico, mette mano, si tira sulle maniche, diremo, e dà vita a una rivoluzione agraria e territoriale, con le bonifiche, con le arginature attorno diciamo, soprattutto alla zona circumlagunare, e con prosciugamento di terreni, e soprattutto
tutto con il taglio del bosco, cioè deve recuperare terra e quindi questo bosco che occupava circa il 20% di questo territorio, alla fine, quando se ne va lui, resta un 5%, resta qualche brandello. Cosa succede però? Che gli Asburgo gli danno anche una grossa chance, è quella di detassare e in qualche modo esentare dal servizio militare le persone che sarebbero venute qui a Prezzenico a dare una mano in questa rivoluzione agraria. Ed è chiaro che queste famiglie che arrivano non sono poi la crème della società, ovviamente, perché allora succede che la comunità di Prezzenico, la vicinia, è in qualche modo in rotta di collisione, perché qui sta cambiando il mondo. E la dimensione di questo cambiamento di mondo, quindi quello che era un feudo praticamente che garantiva la mera sopravvivenza di una popolazione e dei proprietari di allora, diventa invece un elemento produttivo molto molto intenso e molto grande. E questo Canevon che abbiamo qui dietro ci dà la dimensione di quella che era la sua proiezione economica rispetto al paese, un fuoriscala. Perché fate conto, misura 9 metri di altezza, 16 erotti di lunghezza e 76 di lunghezza verso la strada. Che cosa succede? In camera è una sorta di palinsesto, qui dentro queste pietre sono anche le pietre dell'antico castello dei Teutonici, ci sono anche 3 fregi che sono proprio dei Teutonici. Questa grandezza doveva ammassare tutte le derrate che questa terra produceva. Che cosa ha prodotto? È stato un pugno nello stomaco rispetto alla nostra gente, ma ci ha regalato questa piazza, perché la piazza si è dimensionata su questa grandezza e quindi non ha permesso che le cortine di case si chiudessero e quindi in qualche modo, e qui c'era anche un grande squero perché c'è un'attività portuale forte, e quindi questa piazza la dobbiamo nel bene a quello che tutto sommato è stato la levatrice abbastanza ruvida che ha traghettato Prezzenico dal Medioevo alla modernità. Alla realtà di voi. Ecco, Ivana, bellissimi sentiti pure storie vere, è un lavoro interessante anche, ho i tempi naturalmente che ho però grazie per la spiegazione. Io come i passi le linee a Bettina e gli da visitare il Bosco di Bando, che è un'area naturalistica, il Bosco Bando, e vedete allora come c'è cocchiate in Tachis Bosco. Bettina, a te le linee. Mi trovo ora all'interno del Bosco Bando insieme all'agronomo Alessandro Ricetto che ci spiegherà la particolarità di questa zona. Sì, ci troviamo, come hai detto bene, nel Bosco Bando di Sotto, qui a Prezzenico, che è quello che è il relitto di la silva lupanica. Cos'è la silva lupanica? Era l'antica foresta che ricopriva il Friuli, in particolare dal fiume Isonzo fino alla Livenza. E questa selva era un bosco planiziale, è un bosco molto particolare, il bosco planiziale, ovvero è il bosco che che vegeta in pianura ed è caratterizzato dalla presenza della farnia e del carpino, infatti si parla di querco carpineto planiziale. Insieme alla quercia e al carpino noi troviamo, che potete vedere nelle immagini, il frassino sifillo, che è un albero che cresce dove il terreno è più umido, e poi tutto il sottobosco fatto da aceri, fatto da corniolo, fatto dal nocciolo, e insomma questi boschi occupavano praticamente una vastissima regione. Fino al 1891 noi possiamo ritrovarli nella mappa dell'IGM. Poi lo sfruttamento dal punto di vista agricolo della regione ha provocato il disboscamento e siamo attualmente a 500 ettari di bosco. Che importanza ha questa zona per l'ecosistema? È importantissima perché, come potete vedere, qui siamo in un'isola naturale, nella pianura. La pianura è molto sfruttata sia dal punto di vista
urbanistico sia dal punto di vista agricolo. Ecco, quindi è un piccolo tesoro che abbiamo in questa regione, in questi luoghi. Se si viene a Precenicco, ecco, come si può visitare al meglio quest'area? Ma quest'area è servita da molte strade, sono strade rurali, sono molto piacevoli da percorrere infatti in bicicletta, e quindi è accessibile, e potete vedere anche all'interno del bosco ci sono dei sentieri che noi possiamo percorrere per addentrarci all'interno di questa meraviglia naturale. E come viene sfruttata Precenicco? Appunto, so che ci saranno delle iniziative che riguardano questa zona. Certo, c'è la manifestazione Boschi in Festa che si terrà alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, con anche un ospite molto, molto conosciuto e particolare di cui però non posso svelare il nome. Ah, ecco, lasciamo la suspense così per incuriosire i nostri telespettatori. E quindi ripetiamo quando si svolgerà? Autunno. Bene. Poi potete consultare sicuramente magari anche il sito del comune per avere informazioni più precise per chi è interessato. Bene, la ringrazio per averci fatto conoscere veramente questa zona così preziosa. Grazie a voi. Zanatta Vetro Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Zanutta, da 50 anni, nel mondo dell'edilizia e della casa. Materiali per costruzioni, ferramenta, idraulica, ceramiche, arredo casa. Prodotti e design di qualità. Da oggi anche rivenditore autorizzato Scavolini, a Cervignano del Friuli. Zanutta, una casa da vivere. Albo Serramenti, da 40 anni, produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti anti-intrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Sempre per quel che si mette in scolte, come mi chiati a Presinins, Precenicco, un comune de basse furlane, a chi che ogni tanto visi, giusto per sapere magari là che o sen chiste domeni e chi. Chi o soi sentato finalmente, perché mi togli sta spesso dal sorelli a Quemila, no? Oh no, come soi sentato sotto il gazebo qua, e io sono con Guerino. Guerino è il presidente del gruppo di Subacqui, Cassis Faraone, uso anche il nome come chiacchierato prima, che con Ivana non sa chiacchierata un evore, e naturalmente io pensi che il gruppo Subacqui o vai sottaghet a stelle, Boatris. Sì, oltre allo Stella abbiamo anche attività in mare, e la nostra associazione è nata come appassionati di questo diciamo, ambiente, e ci dedichiamo a tutto quello che può essere, che può portare all'immersione dalle riprese video e poi anche a collaborazioni con attività istituzionali come la protezione civile, oppure anche come la sovrintendenza dei beni archeologici
che è qui rappresentata dal professor Capulli. Insomma. Difatti, Guerino, io mi sposti come e mi giri di Chiatrebande, la quale è il professor Massimo Capulli, un non tipico furlano, volevo dire. Scherzavo, ho detto un nome tipico friulano, no, non è vero, perché devo parlare in italiano, perché il professor Capulli insegna all'Università di Udine, segue il progetto Anaxium. Anaxium è il nome antico del fiume Stella, dico, no? E naturalmente avrei piacere sapere, professore, che tipo di operazioni vengono fatte in questo progetto Anaxium qui sullo Stella. Sì, come ha detto bene, Anaxium è il nome latino del fiume Stella secondo un passo di Plinio. Il progetto si chiama poi Archeologia e storia di un paesaggio fluviale, quindi l'idea di fondo è di ricostruire il rapporto tra l'uomo e il fiume nel tempo. Il fiume Stella noi oggi lo vediamo semplicemente come un luogo dove andare magari a prendere un gelato passeggiando qui per la bella lungo fiume di Percenico, ma in realtà è una strada che ha milioni di anni, perché è stato utilizzato in ogni epoca per spostare uomini, merci e insieme le idee. Quindi per noi non è altro che una sorta di pozzo, di scrigno in cui si sono stratificate varie azioni dell'uomo. Bene, volevo dire qualcosa di importante, qualcosa di interessante trovato in questo fiume sarà naturalmente. Beh, praticamente quasi qui di fronte abbiamo i resti di un naufragio di I secolo d.C., però diciamo che forse la cosa che più è importante è legata soprattutto all'abitato di Precenico è un ritrovamento nel 2012 di un'imbarcazione medievale di XI-XII secolo, estremamente importante perché ha delle caratteristiche costruttive che non hanno nessun confronto né in Friuli, né in Adriatico, né in Europa, ma soltanto in alcuni relitti che si trovano in Turchia. Diciamo che per noi che ci occupiamo di archeologia navale è un vero e proprio gioiello. Ho capito, siccome questa barca ha l'idea turca, diciamo così, cosa significa che? No, beh, come dicevo, le idee si muovono, le acque uniscono più che dividere, quindi i contatti tra il fiume Stella, la laguna di Marano, l'Adriatico e il resto del Mediterraneo sono sempre avvenuti, come dicevo. Qui ci sono prove di contatti dall'epoca preistorica, quindi sapere se l'imbarcazione sia turca direttamente è un po' forte, ma può essere che i contatti di maestranze, di maestri d'ascia di questa parte dell'Italia abbiano avuto delle influenze dall'estremo oriente, diciamo. Ecco. Bene, dunque, come avete capito bene l'importanza di questo flum Stelle, che è un flum un lavoro corto, al Nasa Flambri, che tal comune di tal Massons, dopo si ingressies, perché insomma è un flum di risorgivis, che ha già un lavoro largo, tu vas a lignare in un secondo, che con gli sbarchi, e dunque è importante conoscere le vite e le storie di questo flum, che come avete capito, che grazie al professor Capulli, non si ha spiegato, non si ha fatto capire certi particolari, un lavoro interessante. Professor, io lo ringrazio naturalmente, continuate pure a scoprire qualcosa di nuovo, sempre e sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo, naturalmente, perché non so, negli anni la terra cresce seppellisce sempre qualcosa di importante sotto. L'acqua protegge spesso e volentieri, il fiume ha azione distruttiva ma anche di protezione. I materiali recuperati nel fiume Stella sono di assoluto pregio, quindi noi ci stiamo lavorando insieme alla Soprintendenza Archeologia, ricordiamo che il progetto è dell'Università di Udine, insieme alla Soprintendenza Archeologia, voglio ricordare anche chi ci sostiene, la Fondazione Friuli e la Provincia di Udine, perché è importante ricordarli, e lavoriamo tutti in sinergia per fare di quello che troviamo nel fiume una risorsa per questo territorio. Pensiamo alla realizzazione di un parco ecostorico del fiume Stella. Grazie professor Capulli, grazie a Guerino che è il presidente dal gruppo subacqueo. Io come manderei subito immediato le linee a regie perché si vede un redazionale di aziende Bacicchetto, d'accordo? No, torniamo a sentirsi subito.
Conosciamo l'azienda vinicola Baccichetto insieme ai titolari Alessandro e Paolo. Partiamo un po' dalla storia dell'azienda. Allora, l'azienda è nata nel 1967, quando i miei genitori sono venuti qua da Roncadelle, che era un paesino vicino ad Oderzo, e sono venuti qua proprio nel momento dell'alluvione, comunque subito dopo l'alluvione, e lì c'erano già dei vigneti e comunque hanno continuato, avevano capito che la strada era quella giusta e hanno continuato a piantare vigneti fino ad oggi, diciamo. Diciamo che la svolta dell'azienda è stata nell'82, quando mio papà e mio cugino si sono separati, diciamo sono nate due aziende, che attualmente oggi è la Baccichetto Vittorino e Baccichetto Umberto, e da qua diciamo che io e mio fratello abbiamo cominciato a integrarsi nell'azienda e quindi siamo arrivati fino ad oggi dove siamo ora. E come si è trasformata negli anni, appunto dagli anni 80 ad oggi? Ma è stato un bel cambiamento, perché siamo partiti che all'inizio avevamo anche la stalla, quindi c'era la stalla più il vigneto, dopo abbiamo eliminato la stalla e abbiamo continuato col vigneto. E prima avevamo anche come sistema di allevamento avevamo la Belussi, che era un sistema veneto, e siamo passati al sistema Silvò con le spalliere e la meccanizzazione, specialmente adesso facciamo quasi tutto a macchina, quindi si arriva a avere molti ettari e a fare un bel lavoro, ecco. Certamente, e che vini producete? Allora qua c'è l'imbarazzo della scelta, perché andiamo dai bianchi classici, Pinot Grigio, Chardonnay, Friulano in primis, che ha ripreso molto piede in questo ultimo periodo, Müller Thurgau, anche se qua è poco conosciuto ma è il nostro cavallo di battaglia nei bianchi, Verduzzo, i classici insomma, dei rossi, Cabernet Franc, Refosco, Malbec e Merlot. Poi abbiamo gli autoctoni, che abbiamo dovuto proprio separarli anche con un'etichetta, che sono la ribolla gialla, ribolla gialla, Verduzzo, Pignolo e lo Schioppettino. Poi facciamo un 3 frizzanti, che è un rosato frizzante, un moscato frizzante e un prosecco frizzante. Passiamo poi agli spumanti, che sono sia in versione da 0,75 che in versione Magnum, che è prosecco, DOC e la ribolla gialla. E più facciamo anche dei Magnum da 1,5 litri sempre, di Malbec, rosato e Pinot Grigio, che è un bianco, un rosso e un rosato. Più facciamo anche, che ultimamente ha preso moltissimo piede, la versione in bag in box, che sta quasi prendendo piede, sta quasi sostituendo, diciamo, la vendita al minuto delle damigiane. A proposito di vendita al minuto, Paolo, voi avete appunto anche l'accoglienza per poter vendere i vostri prodotti direttamente qui in azienda. Sì, vendiamo le damigiane da 5 litri fino a 54 litri, più abbiamo anche la vendita dei fusti ai ristoranti e bar. E il luogo dove ci troviamo, molto bello, è appena stato da voi ristrutturato. Come lo utilizzate? Lo utilizziamo per qualche cena, magari tra di noi o con i clienti più importanti. Viene usata, diciamo così, anche per dare un'immagine all'azienda, perché fino ad ora abbiamo sempre investito in strutture, in tecnologie, e ci mancava un posto per, diciamo, un po' un ritrovo tra di noi, anche con i nostri dipendenti e soprattutto con i clienti, ecco, questo. Certo, e poi è possibile anche fare delle degustazioni, cioè chi vi viene a trovare può degustare i vostri vini, potete farli assaggiare anche in questo spazio. Sì, quando ci sono anche delle comitive facciamo si tagliano su degli affettati sempre della zona e facciamo assaggiare i nostri vini. Molto bene, allora io vi ringrazio e prima di concludere ci terrei a sottolineare che voi siete stati in Friuli i primi produttori di Prosecco. Esatto, mio papà quando è venuto qua nel 67 ha piantato, principalmente venendo dal Veneto, ha piantato subito Prosecco e il Malbec, che è un vino tipico della Bassa Friulana e Veneto orientale, e di questo ne siamo un po' orgogliosi, anche visto cos'è venuto dopo. Ecco. Molto bene, io sono un amante del Prosecco e adesso noi lo andiamo ad assaggiare. È
Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti anti-intrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stella in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821 510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Car Audio, specialisti nei servizi audio per auto, ma anche telefonia mobile, vendita e riparazione di elettrodomestici, TV e antenne TV. Ci trovi a Muzzana del Turniano in via Palazzolo 54. Car Audio, da 30 anni il tuo negozio di fiducia. Albo Serramenti, da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Azienda agricola Zaglia, dal 1970 produzione di vini bianchi, rossi e rosati classici del Friuli, agriturismo e saletta degustazione vini per scoprire tutto il gusto della tradizione, un'accoglienza esclusiva per rendere ogni evento perfetto. Ci trovate a Precenico, tra i fiumi Stella e Tagliamento. Zanutta, da 50 anni nel mondo dell'edilizia e della casa. Materiali per costruzioni, ferramenta, idraulica, ceramiche, arredo casa, prodotti e design di qualità. Da oggi anche rimeditore autorizzato Scavolini, a Cervignano del Friuli. Zanutta, una casa da vivere. E ho sempre che a Precinin, so sento al sottetta anche mo, perché sorella lei una vorre forte e una bellissime giornate fra l'altri, e ho so con Silvana Valentinuzzi, che è le coordinatrice dall'UTE, de sessioni naturalmente di Precinin, e l'UTE l'Università di Tiarcetat, e è una vorre attive, poi lo dico se... Sì, sì. Alle 3 anni fa che abbiamo attaccato con 4 corsi che stanno in 11, quindi abbiamo fatto un grande incremento. No, io vedo che i lavori che sto vedendo qui, no, sono lavori che sono fatti dai nonno, dai nonno o si rabino? No, si rabino, perché viene di tutte le età, si può iscriversi all'università anche se è bastagliesi maggiorenni, quindi viene tutte le età. Sì. Ecco, allora volevo dire il numero che prima tu mi dicevi, come ora presento, se sin... Viene un discorso. No, come persone... L'iscrizione sarà in settembre, quindi speriamo che vedi tante gente a frequentare questo corso, perché non si da fare per chattare gli insegnanti che tengono a dire che sono tutti volontari, quindi come vedi troppo gente che verrà a frequentare questo corso. Sì, e magari il sentore di l'anno passato, intro Sergio l'anno passato? Non sai a dire come, perché poi in Lanza la Tisane, che la sede è alla Tisane, no? Quindi, però era un bel numero. Allora un bel numero, va bene, allora io ti faccio i miei auguri, come si dice, per le prossime annate, Silvana, grazie a te, e ho benvenuto anche i miei lavori che noi facciamo, che ho disturbi come le signore, ho disturbi, sting insieme
Anna Maria Bellina, le signore che è il presidente di questa associazione e quando dice sting insieme, Anna Maria, mi pare che ho già capito un po' le finalità. Esatto, è la nostra è un'associazione che si propone di tenere insieme le persone, soprattutto che è di una certa età, e perché nonostante l'età, pensiamo di avere al di e di dà alla nostra comunità. Siamo orientati verso il volontariato, verso la cultura e ovviamente anche dal punto di vista ricreativo. Per quanto riguarda il volontariato facciamo accompagnamento alle persone bisognose con la macchina che ci ha messo a disposizione il comune. E per quanto riguarda ricreativo c'è il gioco della tombola, la convivialità, i pranzi, soprattutto il pranzo di Natale che è rivolto a tutte le persone over 65, che è un Se no dentro. Sin dentro, andiamo a un bel po'. È un terzo della popolazione di Precenico, comunque è over 65. Dal punto di vista culturale abbiamo appena concluso una mostra fotografica letteraria rivolta alla Gina Marpillero, che è una scrittrice che ci ha ispirato perché a 68 anni ha cominciato a scrivere e quindi ci ha dato uno spiraglio, una luce per... Adesso abbiamo in previsione una mostra di pittura il 17 agosto, inaugureremo, che è di un pittore nato a Precenico che vive a Vicenza, sarà allestita qui nel centro civico, altre attività, cioè discussione di libri, sì, e così cerchiamo di orientarci anche verso una strada dal punto di vista culturale. Bene, volevo dire che è importante perché ho avuto una grossa attività, insomma, è un'attività che naturalmente riportate al discorso che tu hai fatto di Marpillero, che è attaccata a scrivere libri a 60 votini, sì. Ho una di speranza, volevo dire. Tutti abbiamo una speranza, sicuramente, quindi... Va bene, io ti ringrazio Anna Maria, io come ho dato subito le linee alle regie perché si vede come l'auditori, le strutture e gli appuntamenti che naturalmente come sempre Bettina Ilaria Viodi. Grazie Dario, mi trovo nuovamente all'interno dell'auditorium di Precenico, questa bellissima struttura con l'assessore Desi Tondella. Ecco, quando è stata realizzata? Perché è veramente una struttura di pregio, molto, molto bella, con un palco grande. Complimenti intanto. Beh, grazie. È un'opera di recente costruzione, è stata inaugurata nel 2012 e da allora insomma, sono state proposte varie rassegne, varie iniziative qui all'interno, non solo teatro, non solo musica, ma anche convegni, anche altre situazioni di approfondimento culturale. Ecco. È un'opera di cui andiamo orgogliosi perché comunque è conosciuta sul territorio, non solo nei nostri dintorni, ma un po' in tutta la regione e cerchiamo di proporre sempre qualcosa di nuovo, di migliorativo. Ecco, e nella stagione a venire, perché chiaramente durante l'estate si utilizzano più gli spazi all'aperto, però avete già, diciamo, delle previsioni per la stagione autunnale, invernale? Certamente abbiamo il nostro calendario, ora è in fase di definizione naturalmente l'assegnazione dei lavori artistici per questa prossima rassegna, però abbiamo sia spettacoli per famiglie, sia spettacoli per bambini, abbiamo una varietà che va a colpire un po' tutti gli interessi, un po' tutte le varie sfaccettature. La cultura a Precenico si fa in auditorium, ma si fa anche all'esterno, abbiamo anche adesso durante l'estate un ricco calendario di iniziative e di eventi. Ne avremo uno il 20 di luglio che abbiamo realizzato in collaborazione con il comune di Palazzolo, una serata musicale e di autori che trattano il tema degli ultimi, un omaggio a De Andrea, a vari altri autori italiani ma anche friulani che si sono prodotti su questo tema. Poi abbiamo naturalmente tutto il ricco calendario di agosto con i festeggiamenti sul fiume, con la mostra e i convegni, le serate di approfondimento con l'associazione Anaxum, la festa della Madonna della Beata Vergine della Neve, con un concerto di musica di ispirazione sacra Mater Amabilis il 4 agosto, il giorno dopo invece la processione di barche che parte dalla piazza e raggiunge la chiesetta votiva di Titiano.
Quindi è un comune molto attivo quello di Precenico. Certamente, questo grazie anche all'apporto importante delle associazioni che sono molto attive, devo dire la verità. E che io so tal Taulen dall'Avis che si chiatin ormai chi si associazioni in tutti i comuni, no? E alla biella anche conosci, dato che sei in voi a Presinings, no Presinings, è Presinings si dice, perché quindi sei preciso, e quindi usa il Furlan che l'usa un paese. No, all'era Pasolini, che era un nome più intelligente di qualche don, che non lo scriveva, è stato i cartei Furlans, Fevelait Furlan, le filologiche Furlane, pardon, che si chiamava Sossaris. No, Pasolini l'ha scritto Furlans, Fevelait il vostri Furlan, che ne robe un evore importante. Presinings, si dice Presinings. O so con Abele Mattias, che è il coordinatore, il presidente, il factotum dall'Avis, che c'è Muzzeno con queste associazioni. Siamo bene, siamo un'associazione piccola ma molto attiva, abbiamo 80 donatori attivi, di cui 10 donatori nuovi quest'anno, quindi ci stiamo rinnovando, insomma, tanti giovani. Facciamo attività nel paese, facciamo mostre, dopo ovviamente collaboriamo con le altre associazioni. In aprile, il 25 aprile ogni anno facciamo una festa a Titiano assieme alla Proloco, che sono gli Smirindutis, che è una bella festa che organizziamo. Che ho veduto il nome in Furlan, gli Smirindutis. Gli Smirindutis, sì, ecco, e niente. Questo... mi par che per 1000, trosseso che a 1500 abitanti, in trosseso a 1100, ecco là, è il numero alle vonde bon, insomma, e dopo, come che tu dicevi, mi pare che le gioventù stavano di donne, perché sono realtà, un po' difficili anche di tigni donne, una volta era poi forse più facile, ma voi ovvio che tutte le associazioni hanno un po' no, di difficoltà, ma insomma si chiati un nen furpues perché il mondo è cambiato, così, allora bisogna mantenere vivi anche mo, poi che si può, le nostre identità, le nostre modi vivi, e il nostro gosto di tenere vive le realtà di un paese come a Presinings. Chi a voi donne? O voi donne a Emanuele Franzo, che è andato a Naxum, che stelle che è il nome vecchio, no? dal Flung Stelle, è il nome che hanno tutti i romans, come convinci in tutto anche prima, e chi è un circolo fotografico che naturalmente mi pare di aver capito, e lo dicevi sull'imprint di trasmissione, che Presinings è comunque un evore di culture, un evore di storie, come in tutti prima i Teutonics e via dicendo, e un evore di realtà particolare che non si chiama in tutti i comuni, naturalmente su Stelle è già una roba particolare, dove avete sflonchi che non altae, che seguisse il paese per chilometri. Come associazione fotografica si nasce 30 anni fa, e principalmente tutto basato sulla fotografia. Alle 25 anni che facevano i lunari sul paese. Facessi i lunari? Sì, il prossimo anno è appunto il 25esimo per i lunari, 30 anni di associazione, siamo circa una trentina di socios che collaborano una volta al mese per via di fotografie e per cercare di fotografie principalmente. Collaboriamo strettamente con con tutte le associazioni culturali di Presinings e con il comune. E la cosa principale che facciamo è ad agosto, sono 3 serate che facciamo nella casa del Marinaretto, facciamo delle mostre e delle serate con molte visioni con l'autore. Hai capito? Ecco, ho chiaramente disenti dome che ho immagini che le fotografie vecchie dal paese, no? Che ho fatto mostre, che ho fatto l'archivio sicuro, ma chiacchierando dal stelle, non pretendo che tu vada sottaghe, se no tutto in nesto, ma insomma vedo qualche biele fotografie naturalmente particolare anche dal Flung Stelle. Sì, chiaramente il Flung Stelle è l'impronta del paese, sì, quindi è basato, infatti anche la piazza si affaccia sul Stelle, per noi Stelle è sinonimo di Precenico, di Presinings, più dire Fiume Stella più Presinings per non la stessa identità. Alle compagni, sicuro, insomma, dicono che le vite anche di Presinings e le stelle. Bon, io come ho passi le linee a regie perché le nostre Bettina e l'ade avviò di un biel ballet che si chiama Movimento Danza. Vedete che non sono fatte sentì e vio di questi fantacinis e dopo o vengono musiche qui che naturalmente o viaggeremo subito appena fatte le pubblicità.
Ed eccoci giunti al momento dedicato all'arte a Precenicco. Siamo con la maestra che si chiama Giulia Perfetti, Maria Giulia Perfetti, ecco, del Movimento Danza, un'associazione che si dedica chiaramente a questa bellissima arte che è la danza. E quando è stata fondata? Allora, l'associazione è stata fondata nell'ottobre del 2000, sono 17 anni, però sono 10 anni che sono a Precenicco. Io sono di Carlino. Però mi hanno ospitato qui a Precenicco e mi sono fermata da loro ben volentieri. Ecco, quante ragazze fanno parte dell'associazione? Quante ragazze danzano? Allora, qui a Precenicco siamo in 30 e nella piccola realtà è già un bel numero. Certamente sì. Ecco, e che tipo di danza fate? Allora, di base classica, il moderno, il jazz, il modern jazz, l'hip hop e la danza del ventre. Ecco, vediamo le immagini di due pezzi oggi, ecco, eseguiti dal gruppo delle bambine più piccole e invece anche dalle ragazze un po' più grandi. Allora, il gruppo delle bambine più piccole hanno danzato una coreografia intitolata I naufraghi, mentre le ragazze più grandine è sulla violenza delle donne. Due diciamo, coreografie, due tematiche molto importanti che ci comunicano adesso in questo periodo molta tensione a tutti, dunque volevo far capire anche a loro quanto è importante questa cosa, insomma, facendole danzare. Ecco, quindi certamente un'arte che coinvolge da più punti di vista, certamente quello fisico, quindi atletico, ma anche quello intellettuale, perché appunto si può esprimere attraverso la danza moltissimo. Sì, assolutamente sì. Allora, abbiamo qui alcune delle rappresentanti, delle ballerine, e veniamo alle più piccole. Abbiamo una delle ragazzine più piccole. Come ti chiami? Camilla. Camilla, che cos'è per te danzare? Che cosa provi? Felicità. Ecco, e poi quando danzi che cosa senti? Che cosa ti immagini? Gioia, tanta gioia. Sì. Grazie, grazie. E allora una ragazza più grande, la stessa domanda, vediamo cosa cambia nel corso degli anni. Ecco tu. Che cosa provi danzando? Provo felicità perché comunque è una disciplina che mi piace e penso che nessuno si dovrebbe vergognare a farlo perché comunque è una cosa importante e ci fa stare bene. E che cosa ti senti di esprimere attraverso la danza? Beh, dipende dalle varie coreografie che abbiamo, ad esempio questa dimostrava dolore e anche infelicità, mentre altre esprimono gioia e voglia di vivere. Grazie. Col suo gruppo siete in partenza per Macerata per un'importante rassegna. Sì, quest'anno abbiamo partecipato alla rassegna internazionale Città di Pordenone e dopo aver vinto varie borse di studio con il gruppo dei naufraghi siamo state invitate per diritto a questa grande rassegna a livello mondiale a Macerata e partiremo domani mattina per questa grande impresa, speriamo bene. E quindi le ragazze avranno la possibilità di confrontarsi con grandi ballerine? Assolutamente, e hanno vinto anche delle borse di studio con grossi ballerini tipo Carla Fracci, Alessandra Celentano, Andrea Della Roche e tanti altri grossi ballerini e siamo contenti del nostro risultato. Immagino, un importante traguardo, complimenti. Assolutamente, grazie mille.
Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stella in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Car Audio, specialisti nei servizi audio per auto, ma anche telefonia mobile, vendita e riparazione di elettrodomestici, TV e antenne TV. Ci trovi a Muzzana del Turniano in via Palazzolo 54. Car Audio, da 30 anni il tuo negozio di fiducia. Albo Serramenti, da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti anti-intrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Zanutta, da 50 anni, nel mondo dell'edilizia e della casa. Materiali per costruzioni, ferramenta, idraulica, ceramiche, arredo casa. Prodotti e design di qualità. Da oggi anche rimeditore autorizzato Scavolini, a Cervignano del Friuli. Zanutta, una casa da vivere. Ogni venerdì appuntamento nelle edicole della nostra regione per ascoltare la voce dei friulani e commentare le inchieste del settimanale Il Friuli. A voi quindi la parola. Edicola Friuli, venerdì alle 18:45 su Telefriuli. E ho sempre a Precinin, sono sempre proprio sull'orda al stelle, non lo vedessi, insomma, vuatri, spazio come le telecamere contrarie, ma ho sempre proprio a 3 metri dal stelle, passi in barci, sbarchionska, e ho so come così vi dite prima, con 4 suonadors, che sono naturalmente 4 appartenenti ai bande di Precinin, so Daniele, che è un clarinettista qui, no, che mi aiuta a dire anche i nomi di chi altri suoi compagni. Allora abbiamo Ilaria al sax contralto, Gabriele col clarinetto basso e infine Elias che è anche il nostro maestro col sax baritono. Benissimo, allora noi fra tante interviste che facciamo per conoscere sempre di più un po' storie, curiosità, se vi è disent dal paese di Presinins, come si sente un biele suonade che è? Suoniamo Libertango di Astor Piazzolla. Libertango di Astor Piazzolla, allora che chi è il quartetto Dance, Scoltegnu.
Insomma, io ne battute di mans che si sono mertate per via che intanto che io ascoltavo in lente, io venuto d'ogni, e io vengo su un lavoro impegnato, questo quartetto d'ance, che fa parte appunto delle bande di Presinings. Allora che dopo o sentiremo anche al di poi de bande o intervisteremo momentaneo anche il presidente, avremo modo, come si dice, di poter tornare a sentire anche a suonare. Come le nostre Bettina, sapete c'è che ha fatto? E il là di curiosità, te cantine di Gigi e Cristi, non sai c'è che ha fatto, ma le aldi interessanti vi odi anche là. Il vino buono ci dà una mano, più generoso il dono si fa, e non è giusto. L'ora si presta sicuramente a parlare di cibo e anche di vino. Mi trovo all'interno della cantine di Gigi e Cristi e conosciamo Gigi, il titolare, e per conoscere intanto la storia. La storia di questo locale. Questa era un'azienda agricola che veniva condotta da mio padre e da suo cugino, e io e mia moglie 14 anni fa abbiamo deciso di cambiare un pochettino la faccia al locale. Abbiamo aperto l'agriturismo, piatti freddi, e somministriamo praticamente alle persone che si fermano i nostri prodotti. Che sono chiaramente prodotti artigianali, quindi vediamo un bellissimo tagliere preparato su questa tavola insieme alla polenta, poi anche il frico proponete. Proponiamo anche il frico, d'estate vanno molto anche le mozzarelle con i pomodorini, le insalate, e questo è il classico piatto, nel senso che chi ci conosce già sa che questo qua è quello che la fa da padrone. E quindi vediamo del salame, della pancetta, Del collo, della lonza e del lardo. E degli ottimi formaggi. Certo. E chiaramente voi producete anche il vino. Soprattutto il vino, perché per quello che riguarda gli affettati, che è roba di ottima qualità, collaboriamo con un'altra azienda agricola che si occupa esclusivamente di questa cosa, di questo settore. E adesso vediamo Cristi che sta versando il vostro vino, appunto, che conosciamo brevemente, è la moglie di Gigi e anch'essa titolare. Lei quindi è venuta in Friuli da quanti anni? È 30 anni che sono qua e mi trovo benissimo, è veramente una regione bellissima e sto veramente bene. Ha imparato a fare il frico? Certo, sicuramente. No, chi fa il frico allora dei due? No, faccio io. Ah, ecco. Però la signora Cristi lo serve molto molto bene. E avete una parte esterna veramente ben curata, meravigliosa, dove potersi fermare. Ma la parte esterna, il discorso del giardino intendi, è nata l'anno scorso. C'era la porcellaia che era nascosta da una baracca dove c'erano dei trattori e delle cose, e la Cristi ha detto quella baracca va buttata giù, e continuava a dirlo, e allora abbiamo deciso di sistemare la porcellaia, abbiamo eliminato la baracca e abbiamo creato questa zona estiva che è diventata carina. Molto molto carina. Apprezzata molto dalle persone che si fermano. Immagino. E comunque anche l'interno è molto accogliente, perché diciamo che nelle ore proprio più calde si può stare all'interno anche d'estate, e invece quando fa un po' più fresco, ecco. Sì. Accendiamo la stufa. E siete aperti tutto l'anno? Noi siamo aperti, diciamo, l'8 dicembre come punto di riferimento, visto che è un festivo, e siamo già con i vini nuovi pronti. Perciò dall'8 dicembre fino alla fine di settembre noi lavoriamo 5 giorni alla settimana per 9 mesi. Certo, e invece d'estate 7 su 7 avete sempre dei giorni? Non cambia niente, il lunedì e il martedì per noi è sempre giorno di chiusura e lavoriamo gli altri 5 giorni. Bene, quindi oltre ai titolari ci sono anche i loro figli che collaborano. Sì,
E loro in questo momento lavorano, ma quando c'è da dare una mano non si tirano indietro. Come si chiamano? Nicolò, che ha 27 anni, e Lia 21. Bene, quindi un locale di famiglia dove sicuramente troverete benstare, sarete accolti, assaggerete degli ottimi affettati, il frico, la polenta, lo ripeto ancora, e del buon vino. Bene, allora cosa ci resta da fare? Brindare, direi. Ecco, e cin cin, e salute a tutti. E che io vedo se il quadro là che viene Elisabeth che sta pitturando proprio in diretta. C'è succede al cambiandite, tatente, zampa, che ca, o viene un gruppo di femmini, di artisti e di artisti naturalmente, che non sono associazioni, non sono come di gruppi organizzati come che possei un'attività, insomma, e sono di liberi artisti che naturalmente il stelle si vede che al fa su uccia un po' che le parti artistiche che pitturano. E allora io che io so come può disturbare, signora Elisabeth, può disturbare, sì? Ecco, che mi chiacchieri un po' che di queste gruppi di artisti, dal stelle che mereziò. Pensi che ognuno è indipendente, però il luogo è così ameno, così bello che siamo molto ispirati, quindi siamo tantissimi a Precenico che dipingiamo. Non siamo una piccola rappresentanza. Difatti io avrei sgozzi io anche Edda, lei è Edda. Lei è Edda, cacca Edda. Così io sto anche il volo di telecamera Edda. No, dai quadri che sono quadri che io vedo vuoti sui vostri artisti, insomma. E io ho cominciato di pisule, dopo ovviamente sposansi, si lascia installare i robis, si riprende dopo con quando i robis sono più calmi, se in fantasia sono più grandi, si ha più disponibilità. E io fai un acrilico, e poi olio, però ultimamente la roba che mi piace di più è il pastello e che mi dà delle soddisfazioni anche perché vengono in colori tenui, non sono tanto aggressivi e voi andate così. Mi fa piacere sentire di queste gruppi, insomma, liberi di artisti che scaschi di pittori, in così, no, che creano anche ambienti che ovvio naturalmente ovvio in qua in là, che insomma se io che stelle come dicevi prima stelle aiutano nevore a far crescere l'ingegno anche te parti artistiche e pitture. Infatti a me mi piace fare tante laghe, infatti attenzione che laghe, dopo la glace di Titianca è bellissima e anziché faccio un pastelli. Sì, io so in banda, pete che ho veduto che non distruggendo, no, per faviodi anche naturalmente lì Io prendo schifoi. Sì. E allora chi vuoi dire come sono dome listos qui, no? Che sono listos e sono anche che di Elisabeth che sono qui qua, no? Ma naturalmente in trosseso come fra femminis e uomini. Non saprei dire perché è proprio libere, sì. Beh, è una roba importante allora. Io ti ringrazio, us ringrazio anche per queste belle idee che ovvese questo tipo di unione sia pur libera, no, di mantenere vive un'attività artistica come le pitture a Presinings, va bene? Grazie allora, io come i passi le linee a regie e dopo noi torniamo a Viodisi e torniamo a sentire anche un po' di musiche. Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Azienda agricola Zaglia, dal 1970 produzione di vini bianchi, rossi e rosati classici del Friuli. Agriturismo e saletta degustazione vini per scoprire tutto il gusto della tradizione. Un'accoglienza esclusiva per rendere ogni evento perfetto. Ci trovate a Precenico, tra i fiumi Stella e Tagliamento. Zanutta, da 50 anni, nel mondo dell'edilizia e della casa. Materiali per costruzioni, ferramenta, idraulica, ceramiche, arredo casa, prodotti e design di qualità. Da oggi anche rimeditore autorizzato Scavolini, a Cervignano del Friuli. Zanutta, una casa da vivere.
Albo Serramenti da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti anti-intrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stella in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. Quando andrò in pensione? Posso unire diversi periodi contributivi? Le risposte le dà Sportello Pensioni ogni mercoledì alle 18:30. Esperti di previdenza danno consigli utili ai telespettatori che possono intervenire in diretta allo 0432 573517 oppure scrivendo alle mail redazione@telefriuli.it. Belle le musiche che è sempre biele, vivarose in situazioni del genere, perché ogni tanto forse di fare là come codisevi va bene anche un po' di musiche. O so col mestre Maurizio Biasutti, che è o il presidente, o il maestro, o il presidente, anche in modi Puglio volevo dire, giusto Maurizio, o so col presidente delle bande di Pressinins, prima abbiamo sentito il quartetto Dance, subito si interviene un quintetto di Otons, ma c'è che mi interessava a me, Presidente, sapere qualche nota su queste bande, perché quando un paese ha la bande è una roba importante. Io a Mortean non hai le bande, e naturalmente se avevi le bande o imparavi qualche strumento sicuro, invece di lavare anche una frazione di Mortean e se andò sofflettare in un strumento, un sassofono, un clarinete, se andò un po' di... perché le bande aiutano a creare l'ambiente musicale in un paese. Ecco, buongiorno Dario e buongiorno a tutti i telespettatori. Sicuramente la banda è un paese importante per il servizio di divulgazione della cultura musicale. Allora io volevo dare due cenni storici, dicendo che la banda a Pressinins è stata fondata nel 1981 grazie all'intraprendenza dei due maestri Franco e Gino Commisso, che hanno fatto rivivere la cultura musicale bandistica a Pressinins, che risale a inizi del 1900. Dopo 3 anni di studio si sono presentati in pubblico alla Fiesta del Perdon alla fine del mese di maggio dell'84 e da lì in poi vi continuare la nostra attività fornendo servizi alle funzioni religiose, alle sfilate civili, concerti, sfilate bandistiche, folcloristiche, sia che dei nostri comuni limitrofos e anche espatriando in qualche paese estero. O volevo dirti, i servizi naturalmente tipici di una banda, no? Che fanno in tai comuni o tai dintorni. O volevo dirti, in tros seso a chi che sono, dato che noi qui c'è vecchione queste bande, dall'84, dall'81, 84 e ho chiacchierando 30 anni, al di più di 30 anni. Allora l'organico attualmente è di un 30 elementi che sono soprattutto giovani, sono in 2-3 proprio massimo che dall'età di 50 anni in poi, per cui è un bel gruppo che anni fa ben sperato per il futuro. Comunque vuol dire che all'inizio sicuramente il gruppo era tanto numeroso perché la novità aveva portato un'adesione più massiccia a queste associazioni. Comunque noi lì in davanti, anche grazie al nuovo maestro Elias Faccio che è dal 2014 che lo vince con noi,
che ha portato una ventata di entusiasmo e di freschezza dovuta alla sua giovane età, per cui anni fa superare brillantemente tutti gli ostacoli che vengono davanti in questo anno. Va bene Presidente, allora noi come aspettiamo di sentire una suonata dal quintetto di Otons, no? Che non sono, allora subito vi dice che non sono, ho dei gosti che tu vas a ricordare, di salutare io Gino Comes, che insomma ormai no, sono robe di altri secoli, insomma, ma Gino è stato un colone, è un musicista, è un concertista di primo plan che lo ringrazi e lo saluti. Mandi Gino, Petro volevo domandare. Se mi permetti, Dario, volevo ricordare ai telespettatori che forse non ricordi che noi sotto dalla direzione del maestro Frizzarin Paolo e vi fatto un concerto là che vi ho proponuto la fiaba musicale di Pierino Love e la parte narrativa era proprio dal nostro caro Dario Zampa. Detto dimmi a me che lei fate. D'accordo, ti ringrazi. Maurizio, Peter, lei è schiampato dolce, la sono? Sono platas da ora, per non farsi gli odi delle chiamare. Annica, c'è su un aiso comunque, Hawaii. C'è? Hawaii 5-0. Io vorrei fino a Hawaii, che mi pare che sono isole. C'è roba Sì. Come da Orman. Ora poi mi dicono di aspettare un momentino anche mo le suonate e ho mandato un redazionale che Bettina e la Daviodi il fuarte e la Galesutte delle Santissime Eternità. Dopo sentiamo le suonate, sono problemi di regie e di tempo. Con il sindaco Andrea De Nicolò mi trovo nella zona dove c'è il forte di Precenicco. Questa costruzione come è stata utilizzata nel tempo? La costruzione risale ai primi anni del 1900, è stata realizzata, ultimata nel 1914 ad opera dell'esercito italiano. Era un'opera strategica per la difesa della linea tagliamento, tant'è che è l'ultima costruzione appunto della linea stessa, partendo da dove nasce fino questo è l'ultimo baluardo della difesa basso tagliamento che accompagna tutta la serie dei forti, delle fortificazioni per difendere, diciamo così, gli italiani avevano già le idee chiare nel 1900 di chi realmente fosse il nemico e quindi difendersi dagli austriaci, dei quali all'epoca eravamo alleati. È stato anche fatto un film documentario, voi l'avete realizzato? Sì, grazie a un nostro concittadino, Michele Carrara, che in modo del tutto volontario ha creato questo docufilm insieme alle associazioni locali e con la collaborazione dell'amministrazione, siamo riusciti a ridare un po' di visibilità a questa struttura che per molti anni, fino allo svincolo dei primi anni, della fine degli anni 90, aveva il vincolo militare, quindi non era nel nostro possesso, ma della quale la comunità ben poco sapeva di che cosa ci fosse all'interno, come si viveva all'interno della caserma, perché poi da fortificazione è diventata, dopo la Prima Guerra Mondiale, è diventata una polveriera, quindi una vera bomba, diciamo così, sotto i piedi della comunità di Precenicco. Bene, grazie signor Sindaco. Allora mi sposterei dove ci sono il gruppo degli alpini di Precenicco, alcuni del gruppo degli alpini. Buongiorno a tutti. Ecco, con il capogruppo Mario Benedetti volevo sapere, ecco, noi ci troviamo davanti alla chiesetta della Santissima Trinità. E come mai voi appunto siete parte in causa di questa bella struttura ecclesiastica? Rispondo subito alla domanda che lei mi sta facendo. All'atto della fondazione nel 1983, il primo obiettivo che il gruppo ANA di Precenicco, che contava 86 soci,
si è posto per il recupero di questa chiesetta sorta nel 1804. Chiesetta che ormai era ridotta a un rudere, abbandonata da tutti. E il primo nostro obiettivo, e ci stava a cuore, l'abbiamo raggiunto in un anno di lavoro. Nel 1984 l'abbiamo inaugurata, è stata una cerimonia grandissima, grandiosa, è stata restituita alla nostra comunità, perché noi, il nostro obiettivo, questo è un fiore all'occhiello del gruppo ANA di Precenico. Dopo abbiamo fatto la nostra sede, che è una sede bellissima, come tantissimi la possono visitare. Però per noi questo è un fiore all'occhiello. Beh, veramente complimenti, insomma, avete fatto una grande cosa anche per la comunità. Le dico che poi noi ogni anno al 1° giugno, cioè adesso la facciamo il 2 giugno, ma la domenica della Santissima Trinità ci troviamo con tutta la nostra comunità per la celebrazione della Santa Messa e la partecipazione di tutti, alpini e non alpini. Questo è un nostro, ripeto, un nostro orgoglio che il gruppo ANA ci tiene per tantissimi anni ancora. Ecco, all'interno adesso non è presente, però c'è una tela di grande pregio che è in restauro. Le dico, la tela quando noi l'abbiamo inaugurata nel 1984 era stata posta presso la chiesetta, poi è stata restaurata e adesso si trova nella chiesa parrocchiale. Un gioiello raffigurante la Santissima Trinità. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti anti-intrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Minin Abbigliamento è a Porpetto, uscita autostrada A4, Porpetto San Giorgio di Nogaro. Saldi in corso. Antenna Top, Sky Service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna Top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linursio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. Car Audio, specialisti nei servizi audio per auto, ma anche telefonia mobile, vendita e riparazione di elettrodomestici, TV e antenne TV.
Ci trovi a Muzzana del Turniano in via Palazzolo 54. Caraudio, da 30 anni il tuo negozio di fiducia. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta il numero 0432 1821510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Albo Serramenti, da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Azienda agricola Zaglia, dal 1970 produzione di vini bianchi, rossi e rosati classici del Friuli, agriturismo e saletta degustazione vini per scoprire tutto il gusto della tradizione, un'accoglienza esclusiva per rendere ogni evento perfetto. Ci trovate a Precenico, tra i fiumi Stella e Tagliamento. Zanutta, da 50 anni nel mondo dell'edilizia e della casa. Materiali per costruzioni, ferramenta, idraulica, ceramiche, arredo casa. Prodotti e design di qualità. Da oggi anche rivenditore autorizzato Scavolini, a Cervignano del Friuli. Zanutta, una casa da vivere. Io sono quasi in Sierra dove vengono altre di si chiama Presinings, Precenico, per quel che magari è arrivato a gustare come e io sono con le società sportive di Presinings, una società che di Heinz e è sempre sulle prime pagine dei giornali sportivi, no? Mi pare che stanno anche di festeggiare di più perché hanno vinto il campionato e tutti sono passati in eccellenze. O so con il presidente Gianfranco Chiandotto che allora naturalmente i domandi vi sono fatti già i festeggiamenti o se sono già da ora a comprare i news e a preparare le nuove squadre? Diciamo che i festeggiamenti sono già stati fatti appena terminato il campionato e adesso siamo già al lavoro per allestire la nuova squadra. Ecco allora, dicono che come squadre sportive di solito si favela e si dice, vedo le prime squadre, vedo anche i giovani, vedo anche come gioventù, insomma tirai su anche qualche pulcino, qualche pollecciotto? Bon, abbiamo fatto un accordo con il Charlins Mussane, una società vicino a noi e i nostri ragazzini stanno giocando là e un po' che si sono sparsi, sono andati nella società di Bione. Allora io avrei scusato di ricordare una roba qui che mi sembra importante, perché non sai se tutti sanno, ma come i furlans avresti sei orgogliosi di sapere che a Precinins è nato Ariedo Braida, che all'estate para giocatore di ballon naturalmente di Serie A e para è stato il direttore sportivo dal Milan e voi avete con una squadrutta a fare il direttore sportivo che si chiama Barcellona, cioè Ariedo Braida è il direttore sportivo dal Barcellona che credo che sia le prime se non una delle prime squadre dal mondo, è una roba importante. Avete avuto anche molti giocatori di segnalare? Diciamo che Ariedo Braida noi come associazione sportiva Brian l'abbiamo fatto come presidente onorario della nostra associazione, della nostra squadra, mi pare se non vado errato 4 anni fa, perciò è un paesano che ricordiamo volentieri e adesso io non so, credo che la mia memoria storica non mi permetta di ricordare se ci sono stati altri giocatori, credo che il presidente Lino forse si ricorda meglio di me. E allora come io voglio col presidente dai presidenti, perché lì non è più fruzzi, lo viota qui, naturalmente è stato il presidente, non dice il primo, perché sarà stato anche prima, però il presidente Heinz fa di queste società che naturalmente si è sempre comportate bene, Lino. Sempre comportate bene, sì, con onore in giro per il paese e via. Sì, ma dopo, oltretutto, diceva il presidente attuale, vedo anche qualche gioventù, qualche uomo che magari si è... Non sai le Trevisan che chi fosse in giro lei che l'ha fatto di carriera, ma non vengono grandi robe, insomma, dopo vengono, non sai, chi in giro, qualche
qualche giocatore come Chiesa, Marian, sì. giocatori che sono lasciati artigiane, sono lasciati un pochettino. Giocatori che come sono culute, no? Sono Beh, insomma, d'accordo. Allora, noi ringraziamo intanto, vedendo che avete preparato un biel altarotto qua con gli scopis, che con gli smautis, insomma, e con naturalmente eccellenza Brian. Naturalmente us ringrazio e us fa i miei auguri, Presidente, i miei auguri per il futuro, che l'eccellenza us porti anche mo poi fortuna, si dice in bocche all'ov, io come passi a RG è un servizio, che è un servizio che è fatto, per che vi diciamo, sulle gleseute mi par, non è Sodman, ma sulle gleseute di Titian, noi che le mi par di sé, perché qui Titian va a essere un'effrazione. Ma io passi per strada ma non vedo nessuna frazione, non vedo nulla, Titian e sono 4 chiesi, però in iglesie straordinarie che ho savarega anche come perché le hanno chiamate Madonna de Neve. Concludo la serie di servizi odierni dalla chiesetta di Titiano, una località vicino a Precenicco, all'interno del comune di Precenicco, con Simone Agnolin, uno studente delle superiori che è appassionato di storia, in particolare di storia medievale, perché questa chiesetta è del 1200. Allora, si chiama la Madonna, la Santissima Maria Vergine della Neve. Come mai la neve al mare, quasi? Certo, qui siamo a Titiano, circa 6 km da Precenicco, e ci troviamo nella chiesetta della Beata Vergine della Neve di Titiano. Giustamente della neve perché in questa stagione specialmente viene celebrata il 5 agosto la festa della Madonna della Neve, che è una ricorrenza che viene ricalcata sin dai Cavalieri Teutonici. Parla di una leggenda che risale all'epoca romana. All'epoca romana, che nel IV secolo d.C. si narra che un certo nobile romano abbia desiderato di avere dei figli da sua moglie, però non potendoli avere ha deciso di donare tutti i suoi beni alla Madonna. La Madonna giustamente è stata onorata da questo premio e ha deciso quindi di far cadere una nevicata su un colle di Roma, e per questo è nata la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, e sulla scia di questa ovviamente una leggenda i teutonici hanno preso ispirazione, e ancora oggi la comunità religiosa, la comunità Letuto Precenicco, si riunisce in Piazza del Porto, al centro di Precenicco, per celebrare questa festa della Madonna della Neve. Ecco, parte una processione e che arriva fino qua. Una processione con la motonave che percorre tutta la via dello Stella da Precenicco fino qui sulla sponde del fiume Stella, che accostano questa magnifica chiesetta in un posto più che altro suggestivo. E qui proprio si celebra la Santa Messa, dove viene infatti ricordato il culto mariano, che era originariamente proprio fonte di quest'ordine cavalleresco, che era dei Cavalieri Teutonici, che aveva origine proprio con l'origine di questa chiesa, che venne poi ristrutturata nel corso dei secoli e che i teutonici ulteriormente celebrarono, rimodernarono e anche ornarono di molti affreschi che ricordano la Madonna e anche molti santi che vengono celebrati da quest'ordine di cavalieri. Ecco, quindi è una chiesetta di grande pregio, inserita in un ambiente naturalistico veramente eccezionale, molto molto suggestivo, e viene anche richiesta per matrimoni, sicuramente perché è sicuramente una cornice adeguata. Certo, qui avvengono numerosissime cerimonie, a parte quella la più famosa nella comunità di Precenicco, che è quella della Madonna della Neve, che viene celebrata ogni 5 agosto, anche molte volte durante la primavera, a maggio, Madonna tutta l'estate, vengono anche celebrate ogni domenica la Santa Messa, e qui in questa chiesetta, dove proprio con un'atmosfera piuttosto suggestiva, anche se ci sono pochi posti a sedere, comunque risulta un posto piuttosto accogliente per i fedeli, e anche numerosi, come è stato detto, matrimoni vengono celebrati. Simone, che classe frequenti? Hai frequentato chiaramente, perché siamo in estate? Ho frequentato la quarta superiore, la seconda liceo classico. Ecco, quindi tu ti dedichi principalmente, cioè ti piace tanto studiare la storia, l'arte? Sì, riguardo l'arte, anche questa chiesa, come dire, è una dimostrazione della forte potenza che volevano dare i teutonici in questa zona. Precenicco, e specialmente Titiano, era una commenda di Precenicco, e i teutonici hanno voluto dare un'impronta
E poi ci sono anche degli affreschi come l'incoronazione della Vergine, che dimostra proprio il culto mariano, e anche l'affresco in cui appare Onorio III, Papa Onorio III, che infatti è il Papa che ha reso ufficiale i Cavalieri Teutonici come ordine cavalleresco. Bene. Grazie Simone. Noi ci ritroveremo, questo è l'ultimo servizio, la prossima domenica da Maiano. E ho seguito in Siarade da queste belle giornate che nos ha regalato il tempo a Presidins, qui lei che ho venuto molto di conosci i particolari, belle curiosità, belle storie, insomma l'attività un po' di chi Presidins. E io ne vorrei attive. Chi ho siaren chi nostri interventi, chi con le proloco io ne vorrei attive, non solo o lei Caio, che le proloco è avente a sapori proloco che si fa, sa le manine, è avente il plat miglior, unico, che insomma naturalmente dopo non lo sai. Non sta preoccupato, li mangi bene. Non mi preoccupi, allora io sono con Alessandra che è il vicepresidente del Proloco, che è Goscus che mi segnali un due o tre robis magari più significativi di attività del Proloco. Beh, buongiorno a tutti, intanto i telespettatori di Telefriuli. Presinese, la Proloco non si attiva dal 2004, ormai sono 3 design che è la Proloco a Presinese, i fanno tantissime attività durante l'anno. Chi sta a Sapori Proloco vi vuole la soddisfazione di Vinci con i Sardellis, l'anno passato arriva a Seconds, chi sta si arriva a Springs, e una soddisfazione soprattutto per loro che lavorano, perché chi ha un'associazione di volontariato, quindi di induce ne manco anche 20 è gratis. E questa è una roba importante, ti ringrazio io per dolci naturalmente che gli holding, le fieste, che parlate oggi di un particolare, non che io sen voi a Presinins, che noi è una fiesta, è una giornata, è una domenica normale, e loro hanno le fieste, è il mese di... In anteprima ho il prototipo ritirato in tipografia, quindi è il numero 0, dove c'è, come si vede, la festa sul fiume, gli ultimi 2 weekend di agosto, e ormai sono 30 anni che si svolge questa festa a Precenicco. E allora volevo dire che ho venuto a anticipare il campanile della domenica, perché appunto in agosto le trasmissioni va in pause, va in ferie, se dunque non potevi fare, io vengo anticipato anche per avvisare che le seconde le tiarce domeniche di Gioben di agosto e vengono fatte... Dal 25 al 27 di agosto. Va bene, la festa sul fiume, va bene allora. Io che ho anche d'ogni il presidente che è Gianni Guidolin, che è di Trosain, sei tu presidente? Dei 6 Sainz. Se mu si comportano che tu hai da urla. Sì. Bene, dai, Dai ben, benissimo. Ma comunque dai. Buon, dai. Allora, in roba particolare, quindi si era che avrei gusto di fare presente a tutti gli altri. Siccome hanno vinto loro il premio, come dicevi prima, il plat più significativo, più buono, insomma, più votato ai Sapori Proloco, chi o hai, che purtroppo dopo si presenta, voi è il presidente, il direttore, anzi non il presidente dal giornale, dal Friuli, che è Rossano Cattivello, che ho ringrazio per il suo interessamento anche, e alla porta qua un geot chiariat di robis straordinari e buinis che non saranno gli sardis vuestri, ma chi dividete vuotri non fa baruffo, mi raccomandi, quella no? Per dividi, però è un premio che a Ponte vota il tuo piatto preferito a Sapori Proloco, il concorso all'estate, e o se sta vuotri si può segnalare, sia tai coupons che ho visto che erano le preferenze, insomma, pes sardis impanadis che dopo allora io signor sindaco facevo una roba, allora il Rossano il direttore dal Friuli non è se al po' come di ufficialmente chiappa in manca il peso, attenzione ma il sindaco o facevo un sforzo e lo dico al presidente facendo questa è l'operazione ufficiale con una battuta di mans al Pins allora, con queste piccole, insomma, non c'è stinche, non sarà una grande roba mai significativa tal so premi, ecco, non le per noi male, non come us ringraziami perché ho vengo anche di te vonde su Presinin, so spero di veus fat conosci qualche canton dal Friul di Pui Donje, e non come si saluten, grazie signor Sindaco in particolare, e noi si vedremo domenica che venga. Grazie Odisse per la sai dome le ultime parole al Sindaco.
un raviodisi ad ucchi che vogliono magari passare per Presinins e fermarsi a Chiatanus. Perché su stelle si sta un lavoro ben. Mamma a domenica che ven. Questo programma vi è stato offerto da Azienda Agricola Ortofrutticoltura Tonelli Danilo.